Consiglio regionale. Numerosi gli emendamenti presentati, oltre 130. L'approvazione era attesa per la serata, ma slitterà forse a notte fonda. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Un dibattito che si trascina nell'aula del Consiglio regionale con il voto sugli emendamenti presentati per ogni singolo articolo del piano casa. Modifiche che vedono voti incrociati tra opposizione e maggioranza di centrodestra, divisa su alcuni aspetti, in primo luogo il ruolo che avranno i comuni. Spero che i comuni mantengano la loro potestà, ma non su questa legge. Quando lo Stato applica il bonus fiscale per due cittadini di due comuni diversi, lo applica per tutti e due. Questa è una legge in deroga per due cittadini che vogliamo siano uguali anche in comuni diversi. Ma il piano casa non è troppo vincolante poi? Ma il piano casa ha mostrato con 62.000 interventi solo buoni interventi e solo un grande miglioramento del patrimonio edilizio esistente senza consumare nuovo suolo. La battaglia del piano casa è ancora aperta soprattutto sul ruolo delle amministrazioni locali. Naturalmente alcuni emendamenti sono proposti dal Partito Democratico e sono passati, segno evidente che avevamo ragione, c'è ancora qualche ora per fare una legge che venga capita dai cittadini, dalle amministrazioni locali e dall'economia veneta. La verità è che si cerca di rendere questa legge il più omogenea e uguale sul territorio. La quadra è quella di accogliere parte degli emendamenti che sono stati portati dai sindaci. Credo che forse in nottata, perché ci metteremo un po' di tempo, ma arriveremo alla chiusura del provvedimento. L'impresa intelligente, la costruzione del futuro, è questo il tema sul quale si è riunita nel pomeriggio di oggi la